Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quarto mistero doloroso. Gesù sale il Calvario, carico della croce. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Lungo la via dolorosa, sotto il peso della croce, segno dell'abbandono da parte degli uomini, Gesù prende la croce di sapienza di Dio, segno distintivo del vero discepolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è Sempre. nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'acceso, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo spirò. Gesù muore davvero. Esiste un Dio che lascia morire il proprio figlio appeso ad una croce, come esiste l'infinita disperazione dei vivi, che si vedono privare dei loro figli, fratelli, genitori, amici, morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, il Papa, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pitiam, o dulcis Virgo Maria. Signore, aiutami a dire sì. Ho paura a dirti di sì, Signore. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là, dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite,
di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esigenza perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e angosce a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono, di ciò che faccio. Ma cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose, fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Madre della Speranza, Maria, Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Buongiorno a tutti, venerdì 4 luglio. Siate misericordiosi come il Padre mio è misericordioso. Che bella questa cosa. Gesù ci dice che dobbiamo e possiamo imparare da Dio. E cioè che noi guardiamo Dio Altissimo e quello che vediamo può diventare carne nella nostra carne. E cioè questa misericordia che Dio rivolge a tutti, anche a noi, può diventare fonte zampillante di misericordia con cui noi guardiamo gli altri. Gesù afferma un principio sconvolgente e bellissimo. Possiamo assomigliare a Dio, perché siamo Suoi figli, e da Lui possiamo guardare imparando. Tutti i bambini guardano gli adulti che hanno accanto i loro genitori e imparano. Ne riproducono gli accenti, ne riproducono i modi di fare, perché non assomigliano solo fisicamente, ma finiscono per assomigliare anche col loro animo. La stessa cosa siamo chiamati a fare con Dio. Noi siamo chiamati ad assomigliare a Lui. Chiediamo di saperlo contemplare di più, per assomigliargli sempre di più. Buona giornata. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il più triste effetto del peccato è quello che ci rende prigionieri del male, come legati da pesanti catene. Nessuno può spezzare queste catene se non il nostro Redentore, per la mediazione di Maria Santissima, alla quale nel bell'inno dell'Ave Maristella si rivolgono fiduciosamente queste parole: Solve vincla reis, ovvero sciogli le catene ai peccatori. Il nostro autore, San Vincenzo Maria Strambi, così scrive: uno dei più lacrimevoli effetti che produce il peccato nell'anima è quella di renderla schiava delle passioni e del demonio, schiavitù la più dura e la più infelice di ogni altra, schiava delle passioni perché ciascuno è servo di chi l'ha vinto. Chi commette il peccato si fa servo del suo peccato e schiavo del demonio, perché acconsentendo le sue malvagie suggestioni l'anima si sottomette al suo tirannico giogo da cui è tenuta miseramente avvinta. Ora il sangue di Gesù Cristo ci riscatta da così obbrobriosa schiavitù, riscatta dalle passioni domandole e tenendole a freno per i meriti del Figlio di Dio che lo sparse, e riscatta dal demonio perché lo abbatte e lo vince. Vedi, o anima mia, che ricchezza immensa è questo sangue adorabile e quanti sono i vantaggi che da esso derivano. Gesù versò il suo sangue sul duro legno della croce per redimere le anime della schiavitù del demonio, per cancellare il documento dell'eterna nostra dannazione e donarci la libertà dei figli di Dio. A questo punto San Vincenzo domanda se noi accogliamo la salvezza donataci da Gesù o se noi la respingiamo con il nostro comportamento peccaminoso, per cui scrive: ma ci avvaliamo poi di questa liberazione che Gesù ci meritò con il suo sangue? Viviamo da veri figli di Dio? Ahimè, quante volte da noi stessi torniamo tra quelle catene e sotto quel duro giogo da cui Gesù ci sottrasse. Chi si fa dominare da qualche malsana passione nel cuore, chi aderisce alle diaboliche tentazioni, da se stesso si mette sotto la schiavitù del maligno. Eppure sappiamo come tratta le anime questo capitale nemico, quanti rimorsi, quante amarezze, quante afflizioni di spirito dà a quelle anime che militano sotto le sue bandiere, e se talvolta porge qualche tazza di avvelenato piacere con una avvelenata dolcezza, non causa che la morte. Spezziamo dunque una volta per tutte queste catene così dure e godiamo di quella libertà che Gesù ci ha acquistata a prezzo del suo preziosissimo sangue. E dopo questa calda esortazione, San Vincenzo rivolge a Gesù la seguente preghiera: Ah mio Gesù, se considero la gravità delle mie colpe e lo stato infelice in cui mi hanno ridotto, quanto devo temere? Mi sembra di vedermi legato da tante catene quante sono le mie iniquità, ma se rivolgo lo sguardo al prezzo della mia redenzione che per me sborsasti sulla croce, quanta fiducia sente il mio cuore, e perciò in questo ripongo la mia più forte speranza. Sì, in questo sangue si appoggia la mia speranza. Il peso smisurato e la mole immensa dei miei peccati condurrebbe l'anima mia al baratro della disperazione se non mi animassi tu alla confidenza del perdono, tu, mio Salvatore divino, che sedendo alla destra del tuo Divin Padre offri ogni giorno il tuo sangue per me, misero peccatore, sangue che mi ha redento e mi ha liberato tante volte dall'inferno. In questo confido e non temo per nulla i miei nemici. No,
non mi atterrisce il numero grande dei miei peccati quando penso al prezzo della mia salvezza, che è il tuo sangue, o mio amorosissimo Salvatore. L'esempio finale di questa riflessione è ancora tratto dalla vita di Santa Caterina da Siena. Così riporta San Vincenzo. Santa Caterina da Siena, con le sue dolci parole, confortò un giovane perugino di nome Nicola nell'imminenza della sua condanna a morte. Gli disse che sarebbe andato alla morte bagnato col sangue preziosissimo del Figlio di Dio e col dolce nome di Gesù sulle labbra. Non ancora paga, la santa volle ella stessa assisterlo in quegli estremi momenti, e il giovane morì ripetendo il nome di Gesù e quello di Caterina. Allora Santa Caterina, prendendo in mano il capo reciso e fissando gli occhi al cielo, vide Gesù Cristo che portava quell'anima all'eterno regno. O eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.
all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è a pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è a pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire il peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Pietà di noi, Signore. Mostrati, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ti conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Questa Santa Messa c'è come intenzioni dei defunti Aureli, Teresa e Isabella. O Dio che ti hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan, e Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli Ittiti: «Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portare via il morto e seppellirlo». Abramo seppellì Sara sua moglie della caverna del campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: «Metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco». Gli disse il servo: «Se la donna non mi vuole seguire in questa terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito?» Le rispose Abramo: «Guardati da ricondurre là mio figlio. Il Signore Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato: alla tua discendenza darò questa terra. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là mio figlio». Dopo molto tempo Isacco rientrava dal pozzo di Lacai Roi. Abitava infatti nella regione del Negev. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi, vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo: «Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi?» Il servo rispose: «È il mio padrone». Allora ella prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto.
Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Parola di Dio. Ripetiamo, rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Chi può narrare le prodezze del Signore, far risuonare tutta la sua lode? Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo. Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo. Visitami con la tua salvezza, perché io veda il bene dei tuoi eletti, gioisca nella gioia del tuo popolo. Mi vanti della tua eredità. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco degli imposti e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, dissi: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio presenta per noi oggi alcuni spunti importanti. E il primo è il richiamo di Matteo. Gesù, che passando oltre vede Matteo seduto al banco degli imposti, lo chiama con un semplice seguimi. In quel invito incontriamo la forza trasformante della grazia. Non è il merito umano a renderti degni, ma la scelta libera di Cristo di includersi nella sua comunità. Matteo il pubblicano smette di contare monete, inizia a contare i doni ricevuti nel seguire il Maestro. Un altro punto, la cena con i peccatori. Dopo averlo chiamato, Gesù mangia nella casa di Matteo insieme a molti pubblicani peccatori. Con questo gesto egli rovescia le barriere sociali e religiose, preferisce la compagnia di chi è lontano da Dio per offrirgli riconciliazione. Qui si rivela la priorità della misericordia sul sacrificio formale. Il cuore di Dio si apre all'incontro, non al giudizio sterili. Un altro punto, il desiderio di misericordia.
Gesù cita il profeta Osea: voglio misericordia, non sacrifici. E questo richiamo rivela la natura del regno, un'alleanza fondata sull'amore gratuito, capace di risanare le ferite dell'anima. E la vera osservanza non è l'adempimento esteriore della legge, ma nel lasciarsi plasmare dell'amore di Dio e nel tradurlo in gesti concreti di solidarietà. Davanti a tutto questo, la nostra risposta oggi: anche noi siamo chiamati come Matteo a lasciare il banco delle nostre sicurezze ed avvicinarsi al banchetto dell'amore divino. Accogliamo l'invito a praticare la misericordia verso chi è escluso, riconoscendo in ogni fratello il volto di Dio. Ogni gesto di perdono e condivisione diventa, ecco viva il desiderio di Dio, un cuore aperto, più che un rito eseguito. In questo tempo di speranza chiediamo a Dio la grazia di aprire il nostro cuore alla misericordia, al perdono, alla pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonti di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando i memoriali della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, i panni della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare Aurelio, Teresa, Isabella. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Maddalena di Canossa, Santa Giuseppina Bacchita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, in onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio
Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati l'invitata alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Battista, quale sorella universale e modello evangelico di semplice ed operosa carità, di credere e di amare secondo il Vangelo, ed esaudisce le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo un'Ave Maria, affidando alla Madonna la pace nel mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di Trebi. Continua l'ondata di caldo sull'Italia e in Europa con temperature sempre molto elevate. Partiamo dalla situazione in atto in questo momento sulla nostra penisola, dalle nostre principali città. Qui siamo a Genova, nel quartiere di Genova Nervi, la giornata è soleggiata e le temperature rimangono sempre molto elevate. Nel pomeriggio si toccano punte di 33-34 gradi in città e anche durante la notte la temperatura minima fatica a scendere al di sotto dei 25 gradi. Passiamo adesso a Trento, sulle Alpi. Anche qui la situazione è tranquilla, giornata in prevalenza soleggiata, anche se nel pomeriggio si potrà sviluppare qualche isolato temporale di calore. In un contesto comunque sempre molto caldo, con temperature massime fino a 34-35 gradi. Passiamo adesso al centro, a Firenze, che è sempre una delle città più calde d'Italia in questo periodo, con temperature massime che sfiorano addirittura i 40 gradi. E infine uno sguardo anche alle città del sud, partendo da Napoli, dove la situazione meteorologica è tranquilla, poche nuvole e al pomeriggio il clima sarà sempre molto caldo, con temperature massime che arrivano a toccare i 35-36 gradi. E infine in Sicilia, a Palermo, la giornata sarà caratterizzata dal sole sul capoluogo dell'isola, anche se nel pomeriggio saranno possibili dei brevi e isolati temporali di calore sui rilievi interni. Ma è stato un giugno molto caldo non solo in Italia, ma in tutta l'Europa si sono battuti diversi record di caldo con temperature che hanno superato i 40 gradi in Francia, in Spagna e in Portogallo. E qui alle mie spalle vediamo la grafica riassuntiva del mese di giugno. In Spagna vedete quel pallino rosso a destra in alto, è rappresentativo proprio del giugno del 2025, che dunque si è collocato come il più caldo di sempre mai registrato in Spagna, con un'anomalia addirittura di oltre 3 gradi rispetto alla media di riferimento 1991-2020. Ma stessa situazione anche in Francia è stato un giugno caldissimo, con anomalie che vedete hanno superato i 3 gradi in molti distretti francesi e dunque un'anomalia complessiva media di circa 3,3 gradi, dunque è stato anche in questo caso il giugno più caldo di sempre. In Inghilterra si sono battuti anche qui record storici. Per l'Inghilterra è stato il giugno più caldo con un'anomalia di oltre 3 gradi, mentre il Regno Unito complessivamente vede registrare un'anomalia un po' più bassa e quindi è stato soltanto al secondo posto come giugno 2025 tra i più caldi di sempre. E infine all'Italia vediamo la situazione che è stata delineata dal CNR e ci mostra come questo giugno 2025 abbia quasi raggiunto il record del 2023, che è quella linea più alta, dunque si colloca al secondo posto tra i giugni più caldi di sempre. Per quanto riguarda invece l'Argentina, è in atto di contro un'ondata di freddo piuttosto intenso, che ha portato temperature addirittura sotto lo zero a Buenos Aires, raggiunti picchi di -2 anche in città, e addirittura la neve fino alle spiagge di alcune città, in particolare la zona di Miramar, che qui vediamo da questo video, è stata proprio imbiancata tutta la spiaggia. E dunque sorge spontanea la domanda: se è comunque in contrasto questa ondata di freddo con il riscaldamento globale, con il global warming, la risposta è comunque no, perché anche in un mondo sempre più caldo possono comunque esserci dei singoli episodi freddi che però come frequenza e intensità sono molto inferiori rispetto alle ondate di caldo e dunque alle situazioni di segno opposto, che invece sono sempre più frequenti e raggiungono parti di territorio sempre più grandi, più estese. Per quanto riguarda la satellite, ci mostra che l'Italia e l'Europa sono sempre protette dall'anticiclone subtropicale, dunque pochissime nuvole, pochissimi disturbi, se non qualche temporale di calore che vedete riesce a formarsi sulle Alpi e localmente anche sull'Appennino. La situazione però cambierà nel corso del weekend, arrivano correnti più fresche nord atlantiche che porteranno un brusco calo delle temperature su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia a partire dalle regioni settentrionali. Ci saranno anche dei temporali localmente intensi e dunque vedete le temperature che già domenica scenderanno al di sotto dei 30 gradi al nord, rimarranno comunque più elevate al centro-sud. Per tutti i dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
Ben ritrovati dalla redazione. Mentre gareggiava in una competizione, un parapentista è caduto sotto il monte Quarnan vicino a Gemona. È successo poco dopo che era decollato. L'uomo di nazionalità finlandese sulla quarantina si era trovato in una situazione pericolosa e aveva aperto la vela d'emergenza finendo impigliato in un boschetto su un albero a circa 4 metri di altezza. Poco meno di un mese fa un episodio analogo aveva lasciato in fin di vita un altro parapentista sullo stesso monte. In aiuto all'atleta è intervenuto personale del soccorso alpino di Udine e della Guardia di Finanza, supportato dall'elisoccorso regionale. L'uomo era illeso, a confermarlo un tecnico che si è calato dal verricello, aiutato nelle operazioni per riportarlo a terra da 2 altri soccorritori imbarcati appositamente a Gemona per coordinarsi con lui. Cambiamo argomento per non dover restituire all'ex compagno un paio di orecchini bulgari del valore di 53.000 euro. Ha incaricato un amico che secondo l'accusa ha tirato in ballo la sua appartenenza a una famiglia mafiosa calabrese per convincerlo a desistere dal chiedere indietro i gioielli. A finire nei guai la modella influencer friulana Taylor Mega, all'anagrafe Elisia Todesco, indagata dalla Procura di Milano per diffamazione ed estorsione ai danni dell'ex fidanzato, un 38enne residente a Londra. È inaccettabile che nel 2025, in uno Stato che si definisce civile, i poliziotti della provincia triestina siano costretti a lavorare in condizioni ambientali indegne, soffocati dal caldo in locali privi di climatizzazione, spesso senza nemmeno un ventilatore. Ci troviamo davanti a una situazione scandalosa che non ha nulla di episodico. Francesco Marino, segretario generale della SIULP di Trieste, ed Enrico Moscato, segretario generale del COISP, hanno firmato una nota congiunta che punta il dito contro una questura che offre uno spettacolo miserabile e indegno di una nazione che pretende di insegnare agli altri il rispetto della legalità, e chiedono che vengano adottati immediatamente tutti i provvedimenti necessari per garantire condizioni di lavoro dignitose, perché i poliziotti non sono eroi da esibire a comando, sono lavoratori, cittadini, persone. In questo momento abbiamo 4 linee